Benvenuti a Ci hanno raccontato, il programma dove a raccontarsi è il nostro ospite, l'assessore Ciano Contin. Grazie Marco, ciao persone a casa. Ma ahimè non siamo soli, ci accompagna anche il maestro Silvano Plafford. Grazie per l'invito, grazie. Guarda, sono promosso di sentire subito una delle sue grandi canzoni, no? So che gira per il mondo a fare inni nazionali, vero? Sì. Diciamo che sono ricercato in più paesi. Ecco. Dai. Speriamo che prima o poi la arrestino, guardi maestro Plafford. Grazie. Vai, caccia subito un brano, dai, facci sentire. Mamma mia che caldo, tacca l'aria. Mamma mia che caldo, tacca l'aria. Mamma mia che caldo, mamma che calore. Che calor! Cos'è sta roba? Questo era l'inno del Sudan. Ah, vedi. Mi piace dai, tantissimo, Ho riconosciuto l'anda sudamericana subito, Sì, no? sei in Africa. Si sentono, no? Gli archi e i bonghi, no? in Africa! Senz'altro. Dai, non resisto. Cacciamene subito un altro, non resisto. Sicuro, posso? Senz'altro. Se insiste. Molti la chiamano hamburger, quanto è gustosa. Molti la chiamano hamburger, dammene un pezzo. Molti la chiamano hamburger, mettici il ketchup. Molti la chiamano hamburger. Ma lei la svizzera? No. Questo era naturalmente l'inno della Svizzera. Sì, all'inno della Svizzera. Sì. Io ero deciso tra Svizzera e Montana, hai capito? Vabbè, in effetti sì, anche Montana. Ma io dico, serviva sta roba. Senz'altro. Vabbè, Forte, guardi, continuiamo con la trasmissione, anzi entriamo nel vivo della trasmissione con le domande che le vengono poste da casa dai nostri ascoltatori. Prego. E la domanda del giorno è di una spettatrice che chiede: il mio datore di lavoro ha licenziato 2 colleghi perché si sono messi assieme. Da quel momento ha bandito le relazioni tra colleghi. Cosa ne pensa? Beh, allora, io non sono d'accordo con la mossa del tuo capo, tesoro, ma definirlo addirittura bandito mi sembra poco esagerato, no? No, Insomma, ma è- poco di buono, diciamo, dai, poco di È buono. un verbo bandito, non è? Senz'altro. non era- Ad ogni modo io credo che non si debbano preoccupare questi tuoi colleghi perché l'amore è più forte di queste cose, l'amore Vero. supera addirittura i confini della morte, no? Ogni avversità. Bravissima. Allora vi porto quell'esempio di quel mago che si era innamorato della sua assistente, no? E in una serata in cui stavano facendo il classico numero sul palco in cui si taglia l'assistente, ciò che taglia sul serio, poretta, sei morta sul colpo. Succede. Ma lui non ha smesso di amarla, non ha mai smesso di amarla anche dopo la morte. Bravo. vedi. Ma d'altronde si dice, no? È il fascino della divisa. Per cosa si dice così? No, non ho mai fatto caso, grazie. Comunque se posso dire una cosa, proprio nel senso più profondo dell'amore dopo la morte, io avevo una cagnolina morbidissima, tenerissima, meravigliosa, che voglio salutare. Ovunque tu sia, ciao Merinos, ciao. Poveretto, Merinos. Ma che razza era? È una lana, la lana Merinos. Ah, Sì, capisco, sì, senz'altro. No, ma io dico, serviva questa bueada qua? Ma serviva queste risposte qua dell'assessore? Ma serviva questa trasmissione qui? Guardate, ci hanno raccontato, finisce qui perché non serviva. Arrivederci. Aspetta che dico questa, ascoltami. Sento come che si fa a portare in braccio 4 cani grandi. No. Doberman. Hai capito? Doberman. Sei una via o sei ancora qua? No, è lei. Sei ancora qua? È lei. Doberman.